Il comune di Chiavari ha chiesto lo svincolo del quarto piano del nuovo tribunale per poter ospitare gli uffici del centro per l'impiego che sono in situazione di sofferenza. È la risposta che arriva oggi alla sollecitazione della CISL circa gli uffici di Corso Millo. Gli spazi, già esigui, si ridurranno ulteriormente a partire dal 1° settembre, quando scatterebbe lo sfratto per uno dei 3 locali occupati dal centro per l'impiego, a fronte del mancato versamento dell'affitto, dopo il passaggio di competenze dalla città metropolitana ex provincia di Genova alla Regione, tramite l'Agenzia per il Lavoro, la formazione e l'accreditamento, a cui non è mai stato volturato il contratto d'affitto. Abbiamo avuto un incontro a fine dell'anno 2018 con una funzionaria di Alfa, che è la società che a cui sono passate le competenze sul centri per l'impiego dalla città metropolitana alla Regione, e una funzionaria del centro per l'impiego di Chiavari. È arrivata questa lettera anche una lettera dall'assessore regionale Berrino, il quale dice che quando c'è stato questo passaggio da provincia, città metropolitana a regione, i comuni devono dare i locali oppure subentrare nei canoni di locazione. Alla luce di questo ci siamo attivati mandando una lettera che è stata firmata nei giorni scorsi alla commissione permanente presso la Corte d'Appello di Genova, la quale può svincolare il vincolo di uffici giudiziari nell'ex Palazzo di Giustizia di Corso De Michel, via Trieste. Questa riunione ci sarà il 5 settembre, auspichiamo che questa commissione venga incontro alle richieste del Comune di Chiavari. Va anche detto che qualche remora questa commissione ce l'ha a concedere questi locali, in quanto vi è sempre in piedi una riforma della giustizia che dovrebbe dare al giudice di pace competenza di cause fino a un controvalore di 50.000 euro, il che significa il 70% delle cause che si fanno qua nella giustizia italiana. Auspichiamo comunque, per il fatto che abbiamo costituito un condominio e quindi oggi ci sono delle spese da pagare per dei locali vuoti a carico del Ministero di Grazia e Giustizia, che ci sia questo svincolo e si venga incontro alle esigenze del Comune di Chiavari e del Centro per l'Impiego. La sistemazione sarebbe ottimale vista la vicinanza con l'INPS. Ricordo a tutti che il 4 di ottobre avremo a Chiavari la visita del Presidente nazionale dell'INPS, che verrà a visitare i locali dell'INPS. Auspichiamo, per una corretta anche servizio ai cittadini, che ci sia questo svincolo, alla luce del fatto che con il reddito di cittadinanza Centro per l'Impiego e INPS hanno rapporti ancora più stretti.